Droga con un traffico che si dirama su tutto il Vicentino. L'organizzazione criminale viene intercettata dalle fiamme gialle che si trovano di fronte a una struttura piramidale che coinvolge diversi personaggi. L'ascolto dei telefoni intercettati porta, nel dicembre del 2020, all'arresto in flagranza di reato di 4 persone e al sequestro di oltre 2 kg di cocaina purissima e di 35.000 euro in contanti. Ma le indagini non si fermano e dopo aver ricostruito la rete del traffico e portato all'arresto di altri 3 pusher responsabili dello spaccio di marijuana, hashish e cocaina, oggi permettono agli investigatori della Guardia di Finanza di Vicenza di individuare il primo responsabile, un tunisino senza fissa dimora e non in regola coi documenti di soggiorno in Italia. Sono ancora in corso le ricerche di 2 latitanti algerini. Durante l'arresto del tunisino, le fiamme gialle, col supporto dell'unità cinofila, sequestrano 35 grammi di hashish, 700 euro in contanti, un macete e un coltello per il taglio della sostanza. Al termine dell'operazione i finanzieri accertano che solo nel 2020 ci sono state cessioni per più di 2,5 kg di cocaina, venduta per un totale stimato di 206.840 euro.